ben trovati, fatti nostri la piazza. Questa sera siamo da Martellago, dalla Fondazione Banca Santo Stefano, una platea molto numerosa, come vedrete dalle immagini, grandi e piccini, ma non così tanto piccini. Perché? Perché vi vogliamo parlare, e questo è il titolo della trasmissione, Giovani 2.0, partecipazione virtuale. Vi vogliamo quindi parlare di partecipazione alla vita sociale e politica, aiutata anche dalle nuove tecnologie, dai social network, dal cosiddetto 2.0. Lo faremo con tantissimi ospiti, veramente. Ci sono 4 ospiti alle mie spalle, ma ce ne sono moltissimi anche seduti qui nelle prime file. Ci sono soprattutto i ragazzi che hanno così partecipato, nel vero senso della parola, alla vita politica e sociale di questi paesi, di Martellago, di Maerne, di Mogliano e di Mestre, con i consigli comunali di ragazzi. Parleremo di questo, ma naturalmente non sono sola, oltre alla troupe di Telechiara che vi sta aiutando a capire, a entrare proprio nel vivo di questa puntata. Con me c'è la collega Elena Mattiuzzo, che vedo già pronta in postazione per gli SMS, le telefonate e per altre informazioni tecniche. Prontissima impostazione Micaela, buonasera a tutti anche da parte mia, pronti perché la partecipazione virtuale questa sera insomma è particolarmente ben accetta e quindi potete interagire anche da casa. Intanto salutiamo anche chi ci ascolta sulle frequenze di Blu Radio Veneto e anche per loro naturalmente diamo subito le nostre coordinate, potete partecipare attraverso un veloce SMS 392 666 0099 per dire la vostra, se la partecipazione virtuale secondo voi è un valore aggiunto oppure se c'è qualche difficoltà, cosa di cui dibatteremo questa sera, oppure potete anche chiamare al 340 94 34 843 e dire la vostra in diretta. I numeri sono in sovraimpressione, gli SMS non mancheremo di leggerli. Micaela, io però mi sposto a favore di telecamera leggermente, vado a salutare Ciano della Dollywood perché anche stasera abbiamo una copertina. Naturalmente non potevamo fare a meno. Allora, visto che ci sono tutti sti bambini... Sì. Lo conoscete Ciano della Dollywood? La Dollywood la conoscete? Un pochino, quasi. siete un po' piccolini. Questa va sera bene. la conoscerete benissimo perché abbiamo pensato proprio per i bambini di fare un cartone animato, anzi di riproporre un cartone che abbiamo già doppiato e nel tema della serata. Nel tema della serata e quindi salutiamo anche altri amici della Dollywood che sono qui seduti e rimangono con noi e allora vediamo subito la copertina di Dollywood per questa puntata di Fatti Nostri la Piazza. Buonasera, come sempre ecco la copertina fatta da Dollywood. Sì, cioè ciao capo. Buongiorno, sono un volontario del comune di Martellago e stiamo informando la popolazione delle partecipazioni virtuali, ovvero quando il web favorisce la partecipazione civile e politica. Ho capito qualcosa da quello che ho appena detto? De cosa? Riguardo il comune di Martellago. Partecipazioni virtuali. Cosa sei? E ora, ho un computer o un iPad? No. Ma senza computer come fai? Ah sì, Ugo? Aspetta che vuoi impissarlo. Bene, allora apra il browser e digiti www.comune.martellago.it. A destra ci sono i servizi online. Non mi interessa. Ma li hai visti i servizi online? No. Ma ha digitato www.comune. Aspetti un attimo, ho l'ultima domanda da farle. E ora? Matti, spara. È contento di questo servizio? Una Pasqua. Grazie. Benvenuto nella E-Democracy. Se lo meritano tutto, l'applauso agli amici di Dollywood. Ciano, i ragazzi Up la conoscevano bene, adesso andranno a curiosare nei vostri doppiaggi dialettali, insomma, questo era azzeccato. Sì, perché questo doppiaggio... scusa, perché rimango a volte... Non sei più lo scout di Martellago, non sono più lo scout. A volte si rimane in questi personaggi che si fanno. E alla fine, insomma, cosa facciamo con questo doppiaggio? Abbiamo dimostrato non
questo vecchio che c'era, non era un vecchio anagrafico, ecco, perché che aveva difficoltà con la tecnologia. Era un vecchio dentro, quello che abbiamo di vecchio dentro. Dobbiamo non averci... Dobbiamo svecchiarci. Dobbiamo svecchiarci Per forza di cose. per adoperare questa tecnologia. Lo dico con cognizione di causa perché mio papà a 65 anni ha iniziato ad operare il PC, a 69 è su Facebook, lo conosciamo benissimo. Ed è anche ipovedente, pensa che quindi addirittura con un po' di occhiali così gli ho fatto una freccia del mouse gigantesca e riesce a fare tutto. Quindi limiti non ci sono, o almeno insomma nella maggior parte dei casi non ci sono, quindi invitiamo i bambini a non avere questi limiti in futuro. A non avere questi limiti, capiremo però quali altri magari limiti possono esserci. Grazie Ciano della Dollywood ancora per le copertine bellissime che ci fanno. E Micaela, e allora cominciamo, entriamo nel vivo del nostro dibattito. Intanto volevo ringraziare Ciano e per la prima volta ci incontriamo da quando appunto facciamo Fatti Nostri la Piazza. A proposito di Fatti Nostri la Piazza, apriamo questa piazza. Io volevo presentare subito gli ospiti che sono su questo palco, non vogliamo chiamarli professori perché sembra che poi ci sia una distanza, sono diciamo esperti, tutti e quattro in qualche cosa. Allora, innanzitutto volevo ringraziare di essere qui con noi Carlo Alberto Tesserini, Presidente della Commissione Statuto della Regione Veneto, tra l'altro è stato Vicepresidente del Consiglio nella passata legislatura e si occupava di comunicazione, quindi vedremo che cosa c'entra quel signore anziano con l'e-democracy, con la comunicazione, magari ce la faremo spiegare. Con noi poi c'è Marco Garbin, assessore alle politiche giovanili del comune di Martellago, perché tra l'altro il comune di Martellago in questo momento è in consiglio comunale, quindi il sindaco è occupatissimo, però c'è un giovane che fa politica e vediamo come si confronterà con i nostri ragazzi. Franco Torcellane, esperto di Information e Communication Technology, nonché membro di Equinet, che adesso andremo a scoprire che cos'è, che è un po' diciamo l'associazione da cui è partito tutto, anche questa stessa trasmissione. E poi l'amico Andrea Sales, psicologo del Centro Paradoxa di Treviso, che ci farà anche un piccolo quadro psicologico di questa e-democracy della partecipazione politica e sociale. Poi tantissime altre persone, tra cui Dino Bertocco. Io prima di dare la parola ai nostri ospiti sul palco, diciamo, vorrei dare proprio la parola a Dino Bertocco, presidente di Equinet, e ti do il microfono, perché vogliamo spiegare che tutto questo, compresa la trasmissione, è un po' partito da internet, da rapporti personali, e si è arrivati a definire questa trasmissione. Parliamo di democracy, parliamo di web, di 2.0 con i giovani, perché Equinet, per conto della Regione Veneto, del Terzo Veneto, ha fatto partire una serie di iniziative, Civil Life, la social network dei consigli comunali dei ragazzi. Spieghiamo un attimo da dove è partito tutto, per spiegarlo anche ai nostri telespettatori e ai ragazzi. Ma bisogna dare atto al Consiglio regionale, probabilmente proprio al tempo in cui l'amico Carlo Alberto Tesserini aveva delle responsabilità, che ha ideato il Terzo Veneto, immaginando che effettivamente le nuove tecnologie di comunicazione che stavano arrivando prepotentemente potevano essere uno strumento per avvicinare le istituzioni, in particolare il Consiglio regionale, ai propri cittadini veneti, sia nella fase di elaborazione delle leggi. Penso per esempio, cito Coro, nessuno magari ne avrà sentito parlare, ma Coro è uno strumento tecnologico con cui gli assessori e le commissioni regionali potrebbero consultare i cittadini veneti sui progetti di legge. In quel tempo ci hanno chiesto di portare questa esperienza, questo tipo diciamo di progettualità nella scuola, e abbiamo pensato a Civil Life come progetto di educazione alla cittadinanza. E abbiamo subito percepito come i ragazzi, i giovani di tutte le scuole fossero sicuramente pronti ad usare nuove tecnologie come strumenti di intervento sulla vita sociale, e ne sono nati una serie di progetti. Civil Life di fatto è un laboratorio didattico a servizio del sistema scolastico regionale, che si raccorda naturalmente alle politiche regionali del Veneto, che ha partorito una serie di strumenti, a cominciare dal primo videogioco, di profitto della serata per ulteriormente farne, diciamo così, propaganda, Election Play. Election Play, vi invito tutti ad andare in rete e a giocarci, perché è un modello di esercizio della rappresentanza, imparare ad esercitare la leadership con i nuovi strumenti di comunicazione, scegliendo i programmi e i valori, scegliendo gli strumenti di comunicazione, costruendosi una squadra, e quindi vedere come oggi il rapporto con cui si costruisce la leadership ha fondamentalmente bisogno delle nuove tecnologie di comunicazione. Tra cui anche i consigli comunali di ragazzi. Poi. I consigli comunali di ragazzi, diciamo,
è l'ultima piattaforma nata perché ci siamo resi conto che per esempio nel Veneto le esperienze non sono molto conosciute ma sono diffuse. Sostanzialmente abbiamo dei giovani arbusti che stanno crescendo e irrobustendo il bosco della democrazia veneta. Abbiamo oltre 150 consigli comunali dei ragazzi in Veneto e abbiamo voluto costruire una piattaforma, un social network, che li colleghi perché loro, attraverso gli insegnanti, possono cominciare a scambiarsi le esperienze, a dialogare, detta in modo molto, diciamo così, prosaico, un Facebook in cui i ragazzi parlano anche di cose serie, parlano della realtà in cui vivono, delle esperienze che fanno nella scuola, si confrontano con i loro contesti territoriali e si scambiano le esperienze più virtuose. Ma se mi dai un altro minuto, Sì. ne approfitto per esempio per citare un'altra esperienza straordinaria che abbiamo fatto, che si chiama Seniors Forum, in cui abbiamo messo in classe gli anziani ad imparare ad usare internet come il genitore del vostro operatore, del vostro collaboratore, attraverso gli insegnanti che sono diventati gli studenti, i ragazzi più abili a come dire, emanare le informazioni, a istruire gli anziani, ma in un rapporto di scambio, di confronto intergenerazionale che è un motore decisivo per far crescere non solo come dire, delle competenze, ma anche una nuova sensibilità, una nuova partecipazione alla vita della comunità locale. È il digital divide che non c'è alla fine. E questo è il che modo più dovrebbe non efficace, esserci. direi gratuito, perché noi abbiamo migliaia di giovani studenti che possono essere gli insegnanti. Guardate che il vostro video, quello che avete mandato, ci dice una verità che è clamorosa, scandalosa e pericolosissima. Il digital divide diventerà una frana per la nostra comunità, perché tutti i servizi, noi siamo qui adesso per esempio nella sede di una fondazione bancaria, voi pensate tutti i servizi online che le banche saranno costretti a realizzare anche per risparmiare la carta, pensate tutti i correntisti anziani come possono documentarsi e leggere le informazioni che la banca deve dargli, ma che passano attraverso la rete. Assolutamente, di questo un parleremo esempio. tra pochissimo. Sì. Io volevo... Michaela, guarda che anche la piazza no, giovane infatti qua io freme. volevo proprio, prima di Sono dare la molto parola... partecipativi, Infatti, prima di quindi. dare la parola ai nostri professori, ma li chiamo così, hai qualche ragazzo che ci vuole... Volentieri, io ce li ho qua a fianco. Prendo Magari- te che sei la più vicina, dai, alzati un attimo. Su. Tu chi sei? Maria Luisa, Maria Luisa, guarda lì la telecamera, di che classe sei? e quarta. Quarta, qui a Martellago? No, a Olmo. A Olmo di Martellago, Sì. bene, fai parte del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Sì, E allora sei una che partecipa virtualmente anche, ma partecipi anche fisicamente poi? sì, Sì. E ti stai divertendo? sì. Che cosa ti piace di più del Consiglio Comunale dei Ragazzi, per esempio? E... Poter prendere delle decisioni, per esempio, insieme agli adulti? Sì, Poter anche incidere, no, in quello che poi loro scelgono. sì. Sì, va bene. Dai, Intanto sono un po' timidi. come inizio è stata bravissima, ha rotto un po' il ghiaccio. Ma Poi intanto infatti- ci pensate, anche voi. ok? Elena, poi io vorrei sapere, ma questo poi lo chiedo a Carlo Alberto Tesserin, perché magari i nostri ragazzi non sanno che cos'è il Terzo Veneto. Che cos'è il Terzo Veneto? Giusto che lo diciamo magari anche ai nostri telespettatori, perché non sono solo i ragazzi magari a non saperlo. Che cos'è? Ma è la ricerca di far sì che la nostra regione riesca a essere in linea con una evoluzione che ci consenta di avere accanto a alcuni primati di natura sul volontariato, di natura sull'economia più in una situazione di crisi, anche con la capacità di essere a disposizione della collettività attraverso i mezzi telematici di oggi. E vorremmo proprio con questo superare l'handicap che oggi c'è nella distanza fra il cittadino e l'amministratore pubblico, che ha bisogno di essere di più a contatto con la gente. E che i più bravi a usare questi mezzi siano i ragazzi è una ricchezza incomparabile. Io a casa mia, se voglio aggiornare la mia capacità di colloquiare con i diversi mezzi, chiamo due miei nipoti bravissimi e molto meglio di me mi introducono nei diversi canali che mi sarebbero difficilmente raggiungibili. Ecco, noi intendiamo per Terzo Veneto un Veneto che accanto a tutte le evoluzioni di natura di ricerca, di avanzamento della scuola, della formazione, sia in grado di colloquiare con i cittadini nella loro interezza. E tutti i mezzi di oggi sono utili per raggiungere questo risultato. Cerchiamo di farlo avendo dei validi collaboratori, ma sapendo che il canale della scuola e dei giovani è più avanti di noi.
E la battuta di prima che diceva svecchiamoci, io cerco di svecchiare me stesso, ma cerco di più ancora che la ragione si svecchi, che cerchi di essere sempre di più aggiornata per un'evoluzione che risulta essere sempre più avanzata di quanto noi oggi pensiamo. Perché pensiamo oggi, già domani ci sarà qualcosa ancora più avanzato. Infatti immagino che nella precedente legislatura ci sia stato tutto un altro modo di vedere anche la comunicazione rispetto a questi ultimi anni. Non c'è ombra di dubbio. Il sistema informatico che noi stiamo ancora finendo di installare in regione per il Consiglio regionale, se lo guardiamo quello che avevamo 10 anni fa, è completamente rivoluzionato. Ma sono proprio le tecniche di comunicazione che sono completamente modificate. E da questo punto di vista le innovazioni nascono proprio dall'inventiva dei ragazzi, che sono sempre qualcosa più avanti di noi, che ci trasmettono delle sensibilità che acquisiscono in maniera spontanea attraverso la innovazione che in loro è propria, immediata, e che è in grado di trasferire a noi degli elementi di comprendere come, ascoltandoli, forse riusciamo a davvero far sì che la nostra istituzione, le nostre istituzioni, perché poi io quando parlo della Regione non parlo della Regione solo come istituzione Regione, ma i collegamenti che come Regione cerchiamo di fare con le province, con i comuni, con le realtà complessive che hanno bisogno di raggiungere il sistema di comunicare tra di loro e di farlo nel modo più appropriato possibile. Allora, a questo proposito, Franco, passo a te la parola, esperto di Information and Communication Technology, membro di Equinet. Che cosa significa? Oggi abbiamo sentito i ragazzi ci possono dare quel qualcosa in più, noi ovviamente però dobbiamo guidarli, noi intendo adulti. Come in questo caso sono stati guidati questi ragazzi che stanno partecipando? Ricordo che mi sembra sono almeno 3 consigli comunali dei ragazzi, quindi di 3 comuni diversi che sono venuti qui questa sera e li ringrazio. Magari se volete mi potete fare un applauso così vi scaldate un attimo, cosa dite? Come si è lavorato e dove si vuole arrivare? Allora, si è lavorato prendendo atto di un'esperienza ormai di 12 anni, forse ho anche perso i conti ormai, e tenendo conto del fatto che è un'esperienza estremamente significativa che ha coinvolto fortemente una scuola che poi ne ha legate altre 2 o 3 nell'attività, questa grossa esperienza non era conosciuta in altri posti, in altri luoghi, e che in altri luoghi c'erano esperienze analoghe, pluriannuali anche in quel caso, estremamente significative, ma che non conoscevano questa. Come dire, esperienze di questo tipo nascono in effetti con una grande intensità, una grande partecipazione, grosso modo una decina d'anni fa. Si consolidano in una situazione in cui internet non è ancora accessibile a livello di massa, puntano molto al rapporto con l'amministrazione comunale, si focalizzano giustamente su questo, ma poi difficilmente riescono a fare rete con altre situazioni. Allora, l'idea che ci è venuta proprio da un incontro, perché le cose belle nascono sempre da un incontro, no? Non dalla solitudine. Io ho incontrato quasi casualmente la scuola di Martellago, ho ritrovato progetti che avevo visto nascere una decina d'anni fa e di cui non mi ero più occupato, li ho visti ancora vitali, ma bisognosi di ricontestualizzarsi in un mondo profondamente cambiato. Da qui è nata la decisione ovviamente di capitalizzare la loro esperienza, ma anche le competenze che potevo fornire io e che poteva fornire l'associazione Equinet in questo caso, e poi tutta una serie anche di partner evidentemente già coinvolti o coinvolgibili. È nata quindi l'idea di ritrovare una nuova piazza sostanzialmente in cui l'esperienza facesse maggiormente i conti con una realtà completamente nuova e si ricontestualizzasse appunto in una dimensione maggiormente digitale, che attenzione non vuol dire fuggire nel digitale, vuol dire capire che il mondo è profondamente cambiato e che la nostra vita si svolge in ambienti fisici reali come una volta, ma che questi ambienti fisici reali sono fortemente intrecciati, inestricabili dalle nuove tecnologie, con le quali non si poteva prescindere. E se questi ambienti diventano così complessi, rimettono in gioco tutto un insieme di abitudini, perché per noi sono abitudini nel quotidiano, che vanno profondamente riconsiderate. Ne cito solo una, il senso della privacy. Ma non abbiamo regole già
assodate, dobbiamo costruirle insieme. Tra l'altro tu hai anticipato quelle che possono essere poi le problematiche connesse all'utilizzo dei social network, soprattutto per i minori e nella scuola. Certamente. Perché poi alla fine, diciamolo, quando abbiamo discusso un po' del senso di questa trasmissione sono venuti fuori anche le problematiche, perché ci sono ovviamente, non si possono nascondere. Io ti interrompo solo un attimo per sentire proprio chi è che mi vuole parlare qui dei ragazzi. Silvano, eccoci qui. Il presidente del Consiglio Comunale dei ragazzi di Martellago. Martellago. Allora ci dici? Tanto abbiamo l'applauso. Il tuo nome e cognome? Marchese Filippo. Di classe? Seconda media. Seconda media. Allora sei presidente da quanto tempo? Un mese. Un mese. Mamma mia, hai fatto la campagna elettorale per diventare presidente? No. No. E come hai convinto allora i tuoi compagni a votarti come presidente? Ma... Con l'esperienza. Ah, giusto, scusate, è vero, scusami. Sentiamo un attimino l'esperienza. Che esperienza si tratta? Cosa hai fatto prima? Avevo già fatto 3 anni di consiglio comunale. E cos'eri? Consigliere e basta? Sì. E che cosa hai portato avanti? Dici un po' che cosa avete realizzato. Allora, abbiamo fatto una piscina a Maerne. Addirittura avete fatto una piscina? Sì, l'idea. L'idea, ok. L'avete proposta al Consiglio? Sì. Perfetto, dei grandi. Esatto. E delle piste ciclabili. E adesso invece che cosa avete proposto per questo nuovo Consiglio? Così, 2 cosine magari. Il sito del Consiglio Comunale di Martellago. Dei ragazzi o dei grandi? Dei ragazzi. Dei ragazzi. Ma tu sai cincionare in internet, sai andare in giro? Sì. Va bene, Ciano, cincionare? Ok, perfetto. Sì? Sì. C'hai Facebook? No. E i social network li conosci, li sai usare? Sì. E secondo te sono buoni? Sì. E la mamma e il papà cosa dicono? Non sono tanto d'accordo. Ecco, vedi che subito viene fuori questa cosa. Allora in bocca al lupo, Grazie. Allora Michela, mi inserisco io. Intanto complimenti in bocca al lupo al presidente del Consiglio Comunale dei ragazzi. Mi inserisco perché cominciano ad arrivare degli sms, anzi invitiamo a scriverci al 392 666 0099. Allora, partecipazione virtuale va benissimo, ma la presenza fisica è sempre più difficile, bisogna saper usare questi strumenti. Un altro sms piuttosto feroce dice anche: sono tutte fandonie, la scuola avrà solo qualche PC, ma pochi, sempre troppo pochi, poi magari sentiamo anche gli insegnanti, e soprattutto bisogna saperli usare bene. Poi dice altra cosa: perché non si mandano via web i consigli comunali, quelli naturalmente degli adulti, non solo quelli dei ragazzi, perché sarebbe interessante far vedere a tutti di cosa si discute, a parte che i consigli comunali sono aperti, ma insomma potrebbe essere un'idea. Ragazzi sempre più efficienti ma sempre più fragili. Un altro sms che arriva, qua magari poi il dottor Sales può venirci in aiuto. Ragazzi che hanno accesso a molti più contenuti ma che poi difficilmente sanno gestirli. Insomma, questi sono alcuni degli sms che sono arrivati, che sono un po' più problematici che a favore dell'utilizzo di internet da parte dei ragazzi, che invece sono appunto molto efficienti, sanno usare il web e navigare a volte meglio degli adulti, però poi dipende anche come. Ecco Elena, allora prima di sentire poi il nostro assessore effettivamente questa proposta anche dei consigli comunali streaming poteva essere anche oggi, finché facevamo questa trasmissione c'era anche streaming. Noi sì, siamo un pezzettino. Volevo chiedere proprio agli insegnanti, perché la provocazione è stata questa: ma la scuola ha i computer, gli insegnanti sanno usarli? Perché anche questa è una domanda. Posso chiedere a lei? Se si alza in piedi ci dice nome e cognome. Sì, io sono Patrizia Scottola Chianca e sono la coordinatrice di questo Consiglio Comunale dagli albori fino adesso, invecchia con me. Allora, a scuola parlate con una persona che fortunatamente di queste cose un po' ci mastica. Io sono una dei pochi fortunati, credo, in Italia ad avere la LIM in classe, per cui i miei Ricordiamo bambini... che cos'è la lavagna elettronica. La lavagna elettronica fondamentalmente, per cui noi prima di iniziare una lezione apriamo la LIM, vediamo se c'è qualcosa nel nostro sito, ascoltiamo i telegiornali, vediamo le cose che succedono nel mondo e poi cominciamo a programmare le nostre lezioni. Le lezioni adesso si programmano sempre, però è chiaro che con tutto quello che sta succedendo intorno al mondo non si può far finta di decidere quella mattina di fare un dettato oppure una poesia di Rodari piuttosto che di Pascoli, mentre magari sta affondando una nave oppure sta succedendo qualche cos'altro.
I bambini sono molto interessati a queste cose. Noi nella nostra scuola qui devo dire che siamo fortunati. Abbiamo, non per fare i complimenti all'amministrazione, perché sanno che non glieli faccio mai proprio volentieri, perché sennò poi si adagiano. Esatto. Però è vero che in questi anni hanno dato tantissimo alle nostre scuole. Ci hanno fornito di laboratori di informatica, per cui tutti i bambini in ogni scuola hanno un laboratorio con, non dico 25 macchine, ma perlomeno una dozzina per laboratorio c'è. E poi appunto con l'ausilio anche di queste nuove tecnologie sicuramente la mediazione avviene in modo abbastanza buono. E questi ragazzi sono preparati a tutto questo fermento anche culturale e 2.0? Allora, io vorrei dire che racconto un aneddoto brevissimo. Sì. Lo scorso anno è arrivato un bambino in prima elementare, un bambino di etnia rom, che non era mai stato in una scuola e non ci voleva proprio neanche mai stare. Quindi nessuno era riuscito ad acchiapparlo, questo bambino correva, i genitori lo rincorrevano, insomma era una situazione... Allora ho detto, senti, fammi un piacere, dico, io so che tu mi hanno detto che tu sei esperto di informatica, di tutte queste cose. E dice lui, sì, come fai a saperlo? Dico, guarda, io ho una cosa in classe ma non so accenderla. Lui è entrato, ha acceso tutto. E da quel momento ho continuato a tornare a scuola perché gli ho chiesto di venire tutte le mattine per accendermi questa cosa di cui non Questo ero è capace. famoso quando il web 2.0 favorisce la partecipazione anche scolastica. La interrompo perché ci dobbiamo fermare un attimo per una piccola pausa pubblicitaria. So che i ragazzi sono pronti, appena torniamo so che c'è già non so se sia un presidente o un consigliere, lo sentiremo tra pochissimo. Giovani 2.0, partecipazione virtuale, quella che ci chiediamo questa sera, da fatti nostri la piazza in diretta qui dall'auditorium della Fondazione Banca Santo Stefano, da Martellago, ma lo chiediamo anche a voi da casa. Quindi questa partecipazione è una partecipazione virtuale, è una partecipazione che poi si trasforma anche in partecipazione fisica, reale, i ragazzi si nascondono un po' dietro al web, insomma fateci sapere cosa ne pensate, fateci sapere anche cosa pensate del famoso Digital Divide di cui abbiamo parlato, la nostra copertina di Dollywood un po' ce lo rappresentava, insomma. Tra l'altro rilancio subito un SMS che dice: che cosa fa il comune di Martellago per il Digital Divide? Per esempio io sono di Olmo di Martellago e non ho copertura ADSL, è possibile nel 2012? Assessori, poi la rilanciamo a voi questa domanda. E poi naturalmente si continua con gli SMS di prima ai quali non abbiamo ancora dato risposta sulla potenzialità degli strumenti, ma a volte un po' la fragilità dei ragazzi che li usano. Nel frattempo, Elena, mi sono venuti un po' i brividi con questo SMS, ho visto gli assessori preoccupati, si rimbalzavano la palla, che io rimbalzo. Allora, prima di dare la parola ad Andrea Sales, al nostro assessore alle politiche giovanili, Digital Divide, ADSL, poi deve esserci la base, perché altrimenti come facciamo? Sì, io sono Marco Garbin, assessore allo sport, alle politiche giovanili del Comune di Martellago. È vero, cioè, parlare di tutte queste nuove tecnologie ha senso nel momento in cui sono sostenute da cosa? Dagli strumenti, no? Quindi ci deve essere prima una preparazione degli strumenti. Quindi nella scuola mi pare che ci sia. Nella scuola siamo a posto, dai, sì. Abbiamo dato abbastanza, anche perché è doveroso dire che c'è sempre stata una grande sensibilità. Io sono giovane di mandato, ma ricordo, per chi anche mi ha preceduto, c'è sempre stata una sensibilità nel costruire e dare strumenti ai ragazzi per poter partecipare. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un esempio concreto. Quello che è stato costruito, quello che diceva prima Patrizia Scotto, non è una cosa che è nata ieri, è un percorso che è partito tanti anni fa e che ad oggi è arrivato a questo perché tutti hanno fatto rete e hanno fatto sinergia per costruirlo. Quindi non è una cosa che è nata così, insomma, è frutto di fatiche e di percorsi che poi si sono concretizzati e sono arrivati ad oggi e spero che continuino poi nel tempo. Per parlare di tecnologie, il Comune di Martellago, per quanto riguarda la DSL, per dare una risposta un po' concreta, diciamo, al cittadino di Olmo, lì sappiamo che c'è un reale problema, un problema che non dipende direttamente dall'amministrazione, dipende un po' dal gestore di telefonia,
che non ha coperto, proprio per una questione di risorse fisiche, non ha coperto la zona, per esattezza 2-3 vie di Olmo, del servizio ADSL. E qui noi ci stiamo impegnando per capire come si può dare un'alternativa. Sappiamo bene che la DSL è una connettività di tipo fisso, no? Cioè quindi il cavo diretto che va a casa che ti permette di collegarti. Oggi però ci sono delle tecnologie anche nuove. Tipo wireless, abbiamo, giusto per dire una... Abbiamo, al di là del Wi-Fi, del WiMAX, che qui in Italia comunque non sta prendendo piede, no? Ma abbiamo delle tecnologie come l'HSDPA, ad esempio, e in futuro anche l'LTE. Speriamo che arrivi presto, no? L'ultima gara che hanno fatto tutti i gestori di telefonia mobile è stata proprio per acquisire ed avere questa particolarità, no? Quindi prendere una tecnologia che ti permette di fare cose, multimedialità, video, streaming e tutto quello che ci va dietro. E che sono gli strumenti, qui dicevamo prima, no? Che servono proprio a sostenere tutte queste idee. Sostenere poi anche, io dico, la partecipazione attiva di un territorio. Ma tu hai lavorato a stretto contatto col Consiglio Comunale dei Ragazzi? Per un periodo. Per un periodo. E com'è andata? Com'è stata questa esperienza? È molto bello, è molto bello. Perché... Questo presidente nuovo adesso, bisogna istruirlo? Cosa possiamo dire? Ma, come dicevo prima, sono dei percorsi, un po' come l'esperienza che faccio io da amministratore, no? Per me è la prima volta che faccio l'amministratore. Ho iniziato con tanta voglia di dare qualcosa alla mia comunità e strada facendo si acquisiscono anche gli strumenti, diciamo, e anche, voglio dire, le competenze. Ecco, io dico sempre, sono più importanti le competenze o le sensibilità nel momento in cui si rappresenta? Io dico le sensibilità. Gli strumenti sono delle cose che comunque dopo usi per... Ma la sensibilità che una persona riguardo alle tematiche, riguardo all'urbanistica, riguardo ai giovani, sono quelli che servono, sono quelle le cose secondo me che determinano poi la qualità di un amministratore, non tanto lo strumento. La passione in tutte le cose che deve esserci, e poi, sì, ovviamente bisogna formarsi e essere preparati, però la passione è quella che conta. Ti interrompo solo un attimo. Sì, volevo solo aggiungere, Micaela, perché assessore le scrivono un'altra persona, tra l'altro, è Digital Divide voluto da Telecom, a Olmo siamo una colonia, hanno detto, quindi insomma, vabbè, sono un po'... Allora Elena, finché magari tu vai da un ragazzo, so che deve intervenire, Andrea, non ti ho ancora fatto parlare? Adesso vengo di qua, vediamo, o impallo la telecamera, vediamo se ci riesco. Questo Digital Divide, questo 2.0, questi ragazzi, vabbè, sono ragazzi, sanno usare il computer, ma lo sanno usare veramente? Come strumento importante? Ma dipende, perché ci sono ragazzi che lo sanno usare e ragazzi che non lo sanno usare. No, la riflessione che stavo facendo io ascoltandoci parlare è questa. Il 2.0 è uno strumento, intanto bisogna definire che cos'è il 2.0. Il 2.0 è il nome che viene dato a Internet oggi. Una volta Internet era una sorta di vetrina che noi guardavamo, andavamo in un sito, digitavamo una cosa e vedevamo Comune di Martellago aperto dalle 9 alle 12, faccio un esempio. Oggi nell'era chiamata appunto del 2.0, cioè la fase successiva, la fase 2, c'è uno scambio, una reciprocità, quindi io posso parlare con le persone del comune scrivendo nel sito, questi mi rispondono e così via. Tanto perché probabilmente c'è anche chi, sia in sala che a casa, magari non sa bene che cosa sia. Pensate che io ho sentito parlare che adesso siamo nel 3.0. Esattamente. Immaginiamo. Ma appunto, immaginiamo quanto siamo sempre indietro, no? Ma aggiungerei un'altra cosa, parlando anche di Digital Divide. Che cos'è questo benedetto Digital Divide? È il divario che c'è, appunto, divario digitale che c'è tra le persone che utilizzano il computer, internet e queste nuove tecnologie e chi invece non le utilizzano. Questo secondo me è un distinguo che va fatto, perché oggi parlare di internet non significa più parlare di una persona o di chi utilizza internet e il web e chi non lo usa non è dentro questo mondo, perché siamo tutti avvolti, coinvolti e travolti da questo mondo, che è un mondo che comunque fa parte di tutti. Grazie. Ecco. Vado meglio così? Sì. Vai molto meglio, nel 2.0 va bene anche questo. Esatto. Allora, però questo diventa importante perché, volenti o nolenti, che si abbiano 10 anni o 60, comunque internet e la tecnologia oggi ha cambiato la società, e quindi i ragazzi che usano il computer o che lo usano poco, gli adulti che usano il computer e lo usano poco, comunque devono fare i conti con una società molto diversa. Pensiamo solo, tanto per fare un esempio, al Festival di Sanremo o all'Isola dei Famosi o a tutte quelle situazioni in cui oggi tutte le persone sanno di poter avere un potere semplicemente con un SMS.
pensiamo a cosa stiamo facendo in questo momento, noi da casa potete partecipare scrivendo degli SMS, che è una forma di potere, no? Di poter partecipare, potere nel senso del verbo, posso, no? Il poter partecipare è una forma di potere che fino a 10 anni fa, 15 anni fa non c'era. Ecco, questo è in soldoni quella che può essere l'immagine del 2.0, c'è una società in cui c'è un grande cambiamento che viene dato proprio da questi strumenti che ci permettono oggi di partecipare davvero alle cose. Questo è una rivoluzione sociale, nel senso che poter partecipare ci dà la possibilità di essere realmente presenti. E allora, secondo me, la risorsa importante oggi è fare in modo che tutti prendano consapevolezza di questa cosa e possano utilizzare al meglio queste situazioni, perché diventa una ricchezza per tutti, nel bene e nel male ovviamente, quindi avere gli strumenti di scelta è importante. A questo proposito, visto che vi ho detto una cosa importante, volevo chiedere a Don Alberto Zanetti, vicario parrocchiale di Martellago, se intanto ti alzi ti lascio il microfono, appunto bisogna partecipare, ma bisogna partecipare bene, con i contenuti e stando attenti a un po' di cose. Sì, sbaglio? Certamente. Quindi anche la Chiesa, immagino il mondo giovanile attorno all'azione Mi cattolica. inserisco Sì. perché insomma, lo conosco, Don Alberto è anche un Don 2.0, Sì. quindi insomma attraverso Non troppo Facebook veloce, però. aggancia i ragazzi, infatti no, non Sì. troppo veloce però presente. Perché presente. indubbiamente è un mezzo che ci aiuta senz'altro, no? Nel facilitare le relazioni, nel velocizzare le relazioni, però proprio le relazioni veloci nascondono a volte, oltre Qualche alla insidia. risorsa, sicuramente anche qualche difficoltà di cui tener conto. Sicuramente dobbiamo da un lato assicurarci che questi mezzi di comunicazione siano strumenti che ci aprono al reale. A me sembra che questo sia l'utilizzo buono che ci dobbiamo augurare, perché la potenzialità è enorme. Veramente, insomma, io nel mio ministero attraverso un piccolo mezzo e poco tempo posso raggiungere diversi ragazzi, diverse persone, e questo sicuramente avvantaggia. Se riducessi il mio ministero a quel piccolo mezzo sarebbe troppo poco. L'incontro con le persone in reale resta sempre un bisogno fondamentale. Ecco, questo sicuramente è, diciamo così, un aspetto che in qualche modo potrebbe anche rischiare a volte, mi pare, di essere dimenticato. C'è un po' un'ansia di utilizzo di questi mezzi in quello che io posso a volte registrare guardando, spulciando e chattando qualche volta, ecco, con i ragazzi. Mi rendo conto sempre di più che appunto, ecco, quello può essere un piccolo mezzo di incontro, ma serve altro, no? Su quell'altro c'è da ragionare. Non so se posso però aggiungere un'altra riflessione che comunque mi fa dire quanto si stia vivendo, pur in un momento di difficoltà, anche un momento che apre a delle possibilità di relazione, di modo di relazione tra adulti e giovani che a me sembrano particolarmente nuove, che è proprio, è stato forse anche già accennato, proprio dal fatto che anche gli adulti sono presenti in questo momento alla vita dei ragazzi dovendo imparare, no? E questo crea un'alleanza che, a mio modo di vedere, è un po' senza precedenti, insomma, no? E questo a me sembra generi in noi adulti un'umiltà che magari fin prima non era così necessaria. E allo stesso tempo, ecco, c'è, senza però dimenticare che in questo senso noi adulti abbiamo un tesoro prezioso dentro che deve essere portato alla luce, che è proprio la nostra esperienza del reale che, mi pare si dica in nativi digitali, magari manca. E su questo, ecco, chiede una responsabilità e un'abilità adulta, ecco, degli adulti, dico che va di necessità messa un po' più in rilievo. Occorrono adulti, secondo me, un po' più responsabili di fronte al nuovo. Questo è importante. Elena, a proposito Sì, abbiamo andiamo un dai responsabile. ragazzi, esattamente. Poi da Don Alberto volevo capire se le relazioni sono quanto diverse, no, più tardi, dopo quanto diverse sono le relazioni magari su Facebook e sulle chat e poi invece quelle di persona, se lo stesso ragazzo cambia magari anche atteggiamento e modo di relazionarsi. Però finalmente veniamo dai protagonisti. Thierry, intanto presentati. Salve, io sono Thierry Mizza. Da lì?
E faccio parte del Consiglio dei Ragazzi Mestre Venezia. E ci siamo spostati a Mestre, quindi. Allora, Thierry, sei un consigliere tu o sei proprio il presidente del Consiglio dei Ragazzi? No, un Sei un consigliere, benissimo, sei in rappresentanza quest'oggi. Allora, raccontaci cosa fate in questo Consiglio Comunale dei Ragazzi di Mestre, che poi è in rete anche con gli altri, no? Sì. E ci occupiamo dei problemi quotidiani della gente dal punto di vista dei ragazzi, come il traffico cittadino, il problema delle strade, oppure che i bambini non possono più andare in strada perché è troppo pericoloso. E senti Thierry, quindi problemi anche importanti del vostro territorio, visto giustamente come dicevi dal punto di vista nostro, dei ragazzi. E vi sentite ascoltati poi nelle cose che proponete o nelle osservazioni che poi fate agli adulti? Certe volte. Non sempre quindi, no? Quindi vorreste magari avere un peso un po' maggiore forse anche poi nelle decisioni che gli adulti prendono, no? Sì. Poi di cosa vi siete occupati? Del traffico, delle problematiche di Mestre e poi ancora? Ci siamo preoccupati, sì, oltre di questo anche del problema delle piste ciclabili come... Quindi la viabilità per voi è un problema grosso, giusto per voi ragazzi, perché insomma se dovete andare in giro per la cittadina, per il paese, dovete essere sicuri, giusto? Sì. E che cosa vi hanno risposto? Cioè, avete avuto già delle risposte su queste osservazioni che avete fatto dagli adulti, quindi dal Consiglio Comunale, dalla municipalità, in questo caso di Mestre? Certe, tipo come che nella nostra città non abbiamo grossi problemi di piste ciclabili come ce in ne altri. sono. Sì, ce ne sono anche, però magari nelle piste, perché nelle grosse strade ci sono, ma magari in città, nella viabilità diciamo un po' più periferica mancano, per esempio. Sì. Insomma, siete anche attenti, quindi. C'è anche una tua collega qua, ti alzi anche tu. Infatti, Sì, dai, va bene. Se c'era anche qualche ragazzo. Insomma, è una... Vabbè, non fai parte del Consiglio Comunale, ma sei qui insieme, Posso no? sentire Quindi... voi intanto? Sì, dai, eccoci passiamo qua. di là, Posso? quindi, ok, va bene. Poi Qualche ci dici la donna? tua anche sull'utilizzo del web, va bene? No, proprio no. Su, Grazie, Thierry. Dai, forza. Io ho dei volontari qua, Anch'io ne ho una. Ma non siete così timidi, perché prima Eccoci mentre c'era la fuori onda lei? eravate più lanciati. Eccoci qua. Alzati pure in piedi. Intanto presentati, sei? Seida Velai. E quanti anni hai? Di che classe e di che scuola? Sono della quarta e ho 9 anni. Perfetto. Sei una consigliera comunale? Sono la vice segretaria. Addirittura, che cosa vuol dire fare la vice segretaria? Scusami, spiegamelo un attimo. Dunque, cosa hai fatto dall'inizio di questo consiglio? Allora, abbiamo eletto il presidente. Che sei contenta intanto che sia lui? Sì, l'ho votato. Hai votato, quindi perfetto, dai. Poi abbiamo anche fatto dei giochi. Sì. E abbiamo anche parlato molto della responsabilità. Ah, cavolo, e che cos'è la responsabilità? Abbiamo detto che sarebbe farsi carico delle proprie cose. Tipo, per esempio, tu di che cosa ti devi fare responsabile? Tipo quando abbiamo un avviso da far firmare. Ai genitori? Cioè è Sì. importante che i genitori lo sappiano, che firmino. Sì. E poi, per esempio? Devi verbalizzare, ecco, per esempio, una no? cosa che mi chiedo, ma voi cosa ne sapete del Consiglio Comunale dei Grandi? Sapete, sei mai stato a un Consiglio Comunale dei Grandi? Siamo andati al comune. Ah, ecco, avete conosciuto quindi l'assessore, Sì, gli abbiamo assessori, il sindaco? Il sindaco, sì. E vi è piaciuto? Cosa avete capito da questa visita? Ci hanno spiegato, c'erano molti assessori che ci spiegavano, noi facevamo delle domande e loro ci spiegavano le cose. Hanno risposto bene? Sì. Ok, dai, Ho ce l'abbiamo. un'altra testimonianza. Vai. Micaela, allora la faccio alzare e ti chiami? Da lì dove c'è la telecamera, brava. Elena Frisoni. Elena, che bel nome che hai, Elena. Raccontaci il tuo rapporto con il... Ah, ok, allora guardiamo di qua, perfetto, dove c'è lui si chiama Ruggero, Elena. Sentiamo, Mia mamma Elena. ha una pagina Facebook e molte volte chatto con una mia amica
E a volte mi vedo anche con la webcam e Ma così quindi tu chatti parliamo. dentro la pagina Facebook di tua Sì. mamma? Ok, quindi la mamma ha una pagina un profilo Facebook, tu chatti con le tue amiche dentro a quel profilo e a volte usi anche la webcam, giusto? E ti piace? Sì. Sì, cos'è che ti piace in particolare? Parlo con lei, allora è come se fosse tipo a casa mia. E quindi la velocità di raggiungerla anche se in realtà è distante e di vedersi anche però. Ma anche tu hai un profilo Facebook? No, c'è la mamma solo. Però tu lo usi con mamma o anche da sola? Anche da sola. Anche da sola, perfetto. Vabbè, grazie Giusto Elena. per- Allora, Eccoci uso qua, il Elena. Facebook, il profilo della mamma, ma lo uso anche da sola, soprattutto mi chiacchiero attraverso la webcam. Anche questa velocità, Andrea Sales, poi magari ci piacerebbe capire poi quanti anni hai, Elena? 9. Chissà fra qualche anno. Va Allora, bene. Elena, io sono qua. A questo proposito ricordo, tra l'altro, che a proposito di partecipazione è possibile anche chiamare in diretta e intervenire, magari se avete qualcosa da dire, i nostri tecnici ci aiuteranno, metteranno in sovraimpressione appunto i numeri. A proposito di genitori, abbiamo sentito, io so che tra l'altro ci sono dei genitori che si fanno il profilo Facebook per controllare i ragazzi, non magari così piccoli, però intanto se chiedo di alzarti ti do del tu, perché mi sembra che siamo tutti un po' senza nessuna divisione a proposito del digital divide. Sei rappresentante del... Io sono il nuovo presidente della... è un nome lungo, Sì, ma ce la possiamo fare. Associazione, Comitato Genitori, Istituto Comprensivo Carlo Goldoni e il Martellago, ma insomma poi abbracciamo anche... Sintesi, un genitore. Sì, un genitore, Ok. comunque in questo senso, e rappresento anche quelli, Perfetto. ovviamente, sì. Abbiamo parlato di questo mondo nuovo. Sì. Spesso appunto i ragazzi ne sanno di più dei genitori, però i ragazzi hanno una responsabilità, come diceva il nostro Don, anche di controllare, di spiegare ai giovani che cosa possono e non possono fare, perché il web comunque è grande, ci si può perdere, ci sono delle insidie. Sì, è un mare vastissimo, per cui qualsiasi link, qualsiasi collegamento, anche da un tema molto semplice, molto alla portata di tutti, può portare in altri siti, ma non diciamo siti, quelli che intendiamo noi, quelli un po' particolari, eccetera, ma anche siti dove a volte ci sono anche scene di violenza, sono incomprensibili, quindi il bambino probabilmente farà un discorso da vecchio, ma che non ha una capacità di sintesi, nell'immediato può restare in qualche maniera così un po' fuorviato, no? Può essere un po' fuori da questo messaggio che diversamente, se non è aiutato, Tu quanti figli hai e quanti anni hanno? Io ho 2 figli che hanno 9 e 7,5, quindi siamo proprio borderline, per cui Facebook sì. lo usiamo? Ma insieme, no, Facebook no, però diciamo si naviga insieme, si vedono i vari siti, magari in occasione di qualche ricerca della scuola o quant'altro, insomma, Quindi questo è importante. Sì, Fra voi sì, sì. genitori questo argomento, internet, Facebook, social network, viene fuori e come? Mamma mia, adesso cosa c'è sta roba? Un po' per il lavoro, per cui no, Sì. poi per forza di cose vai a spulciare, vai a vedere un po' questi siti, eccetera, e poi ne parli a casa, però siccome è associato al lavoro si cerca di non parlarne a casa possibilmente, però magari sì, alle domande, ma che cos'è questo, che cos'è quello, oppure vediamo, c'è questa cosa, magari sì, se ne parla, insomma, ecco un po'. Andrea, ti prendo subito? Prima che Andrea inizi a rispondere c'era anche un altro SMS che è arrivato che è interessante. Ricordate che ogni contenuto inserito in Facebook o comunque in siti web diventa di proprietà degli stessi e quindi possono anche essere utilizzati poi questi contenuti magari in maniera... Qua apriamo un discorso anche ampio, però insomma anche questo è un elemento. Beh, stavo riflettendo anche qua, si sente adesso sì, sul fatto che sicuramente il discorso dei contenuti è un discorso molto importante perché la maggior parte dei fruitori della rete, quindi di internet, non conosce queste normative, diciamo queste norme, perché internet è un mondo nuovo fondamentalmente e anche le regole di internet si stanno ancora strutturando. Pensate che ci sono reti televisive che fanno causa a YouTube per l'utilizzo dei filmati e viceversa, senza fare nomi di reti televisive, quando ci sono appunto delle normative che si stanno ancora definendo. Sicuramente quello che è stato appena detto in questo SMS è reale, è solido, quindi tutto quello che va in rete non solo è proprietà, in questo caso per esempio di Facebook o cose del genere, ma soprattutto resta in rete. Quindi questa è una cosa importante da sapere, tutto resta in rete. Tornando all'osservazione che faceva il papà del comitato col nome più lungo del mondo, credo che lo spunto che ci ha dato sia importante, cioè
è importante aiutare i figli a imparare a scegliere e quindi fare in modo che la navigazione e quindi questo mondo nuovo venga fatta, quindi questo mondo venga esplorato con i genitori di fianco, soprattutto quando si è piccoli. È importante che i figli imparino a scegliere, quindi imparare a scegliere significa anche avere una capacità critica. Critico deriva dal greco crisis, che vuol dire appunto scegliere, avere degli strumenti capaci di favorire una lettura anche che permetta di discriminare, cioè di separare le cose, sapendo che navigare su internet ti può portare ovunque. Però io specifico anche una cosa che credo sia importante: oggi si demonizzano un po' alcune cose, io ogni tanto sento i telegiornali, leggo degli articoli e così via, si demonizza la rete fonte di pericoli, però io credo che internet sia come tutte le cose. Anche un'automobile, se data in mano a una persona ubriaca, a una persona senza patente, diventa una cosa estremamente pericolosa. Quindi internet, come un'automobile, come un coltello da cucina, perché il coltello da cucina mi serve per tagliare la bistecca, ma al tempo stesso mi può servire per ammazzare una persona, è uno strumento che va utilizzato con consapevolezza, con cognizione e con un senso di responsabilità. Quindi noi genitori abbiamo il compito di fare in modo che i figli sviluppino una capacità valutativa, allora così non è più pericoloso, anzi diventa una fonte inesauribile, una fonte molto ricca. Allora, a questo proposito, io vedo che c'è questo ragazzo, ti puoi alzare come un attimo? Perché hai un quaderno con scritto CCR Mogliano? Sì, perché io sono quello che fa i verbali del CCR Mondiano. Quindi insomma devi scrivere un sacco tra le altre cose. Sì, ogni volta che vado al CCR prendo appunti e dopo a casa faccio il verbale. Quindi poi fai una specie di riassunto, una sintesi poi? Sì. Ma ogni quanto fate il CCR? Ogni 2 settimane di martedì. Ma pomeriggio? Sì, pomeriggio dopo scuola. Ascolta, ma e dopo i professori, i maestri ti danno i compiti per il giorno dopo? No. Cioè siete giustificati? No, è che di solito non ci danno i compiti il per il mercoledì. Sì. Ascolta, ci fai vedere, ci apri un attimo il quaderno, giusto per dare un'idea, magari lo facciamo vedere. Giralo a favore di telecamera da questa parte, girati di qua, che così facciamo vedere. Per esempio, che cosa avete deciso negli ultimi consigli che tu hai scritto? Allora, in un consiglio abbiamo detto quali erano le domande fondamentali a cui bisognava rispondere per fare una proposta. Allora, sono come lo si fa, con che soldi, sì. Dove lo si fa, chi lo fa e quando lo fa. Noi abbiamo cercato di attenerci a queste domande per fare le proposte. Che proposte avete fatto, per esempio, giusto per anticiparcene una, dai? Allora, ci siamo divisi in 5 gruppi. Sì. E uno di questi era quello delle comunicazioni. Sì, dei giornalisti praticamente quasi. Con le scuole e i cittadini, gli amministratori, per pubblicizzare un po' il CCR, per farlo conoscere, perché alcuni cittadini non lo conoscono. Non sanno che cos'è. Sì. Quanti siete, giusto per avere all'interno del CCR? Una trentina. Una trentina di ragazzi. Le classi cosa sono? Quarta, quinta, prima e seconda media? Sì, anche terza un po'. Tu che sei della classe? Sono di quarta. E ti piace questa esperienza? Sì, è bellissimo. Ma ascolta, una cosa, c'ho proprio un segreto, ma tu da grande vuoi fare anche il politico? Non lo so ancora. Questo non lo so ancora cosa vuol dire. Cioè il sindaco lo vorresti fare? Non ci ho ancora pensato. L'assessore? Bah. Vedremo. Diciamo così. Allora in bocca al lupo intanto. Grazie. Ti chiami? Non l'abbiamo detto. Alberto. Alberto. Facciamo un applauso a Alberto perché è stato veramente... Poi devo dire che è veramente ordinato. Allora, ci fermiamo solo un attimo. Vi ricordo che potete intervenire con gli SMS e con le telefonate in diretta e anche con Facebook, visto che stiamo parlando anche di social network. Facebook, proprio su Facebook abbiamo Fatti Nostri la Piazza. Ci vediamo tra pochissimo.
Eccoci qui di nuovo assieme. Giovani 2.0, partecipazione virtuale. Vogliamo sapere anche il vostro parere su Facebook, con gli SMS, con le telefonate in diretta. Tra l'altro, appunto, vogliamo proprio sentire magari i genitori che ci stanno ascoltando quali sono le preoccupazioni rispetto al mondo 2.0 o anche le potenzialità che trovate. Se secondo voi i social network si possono usare nella scuola e come. Insomma, ce ne sono un sacco di domande che vi poniamo e che speriamo voi poniate anche a noi qui in diretta. Allora, abbiamo detto che siamo in diretta da Martellago, dalla Fondazione Banca Santo Stefano. A questo proposito volevo appunto fare intervenire il nostro direttore della Fondazione Banca Santo Stefano, Raffaele Del Rico. Intanto la ringraziamo di averci ospitato. Sì, grazie a voi, buonasera a tutti. Allora, no, le chiedo subito, ma anche la banca è 2.0? Sì, intanto volevo dire una cosa controcorrente. Sì. Stiamo parlando di partecipazione virtuale, bellissima, però consentitemi, è bellissimo vedere tutta questa gente fisicamente. Certo, assolutamente sì. Questo è veramente un piacere per noi ospitarvi e speriamo, abbiamo molte volte anche dei bambini, dei ragazzi come stasera, è interessantissimo anche quello che dicono, veramente un piacere per noi. La banca è 2.0. Come molte altre banche, per carità, un po' per necessità, come diceva l'amico, e un po' per risparmiare sui costi, ma anche un po' per dare dei servizi in più. Però noi viviamo per questo anche di una continua contraddizione, perché la nostra è una banca cooperativa, no? E quindi punta molto anche sulla partecipazione, quindi partecipazione virtuale, bellissima, ma anche la partecipazione fisica ha la sua importanza. Cioè i soldini li devono portare. No, ma non è ma se vuoi, guarda, io ti racconto un aneddoto piccolissimo. Quando ero ancora 2 o 3 anni fa, quando ero ancora attivo in banca, c'era un cliente, a me piaceva molte volte essere allo sportello e parlare con la gente, no? Perché è anche un po' una nostra caratteristica delle banche locali. E c'era questo vecchietto che aveva correntista e che stava pagando una bolletta. E allora io, bravo bancario, no? Gli dicevo, ma guardi signore, non occorre che venga qua, basta che lei firmi questo, questo e questo, può starsene tranquillamente a casa sua, tranquillo e beato, al caldo, e noi facciamo tutti i servizi per lei, è tutto gratuito. E lui mi ha detto, giovanotto, guardi, la ringrazio tantissimo, lei è veramente gentile, so che mi volete bene, però se io non esco per venire a pagare la bolletta e a trovare voi, quando è che esco da casa? Giustamente, questo è vero, fa anche bene alla salute muoversi. A parte questo, io volevo dire, necessità, ci sono necessità ormai anche la pubblica amministrazione, ha ormai l'obbligo anche di certificati, tutta una serie di servizi, ma pensiamo alla sanità, che dà i servizi sempre più, per fortuna, telematicamente, e però quelli che hanno più bisogno della sanità, gli anziani, non la sanno usare. Per carità, c'è sempre il nipote, c'è sempre... Ecco, a questo proposito volevo dire, per esempio, che i clienti della nostra banca, e soprattutto i soci, sono un po' più fortunati, perché un sogno che abbiamo nel cassetto, che stiamo aprendo adesso assieme anche agli amici dell'amministrazione comunale, è quello di organizzare, per esempio, dei corsi di alfabetizzazione finanziaria per gli anziani. Anche questo sì, non per i giovani, per gli anziani. Potrebbe essere anche sul web poi. E perché no? E anche per i giovani, per certamente, i più piccoli. ma è proprio su quello che stiamo puntando, proprio per non escludere, per includere, perché noi puntiamo moltissimo su questo, abbiamo bisogno della partecipazione. Poi, chiaramente, oltre ai profili, se vediamo anche i volti, ci fa veramente piacere. Ecco, grazie. A questo punto passo la parola proprio a Carlo Alberto Tesserini. Abbiamo bisogno di servizi, sempre servizi più veloci, però effettivamente poi deve rimanere quella componente personale, cioè l'anziano ha bisogno di parlare con una persona, spesso c'è anche questa emergenza, spesso c'è questa solitudine che incombe, forse il web porta anche a questo. Il problema più serio che ha la nostra società è oggi quella che fortunatamente l'età media si è alzata e il numero delle persone meno giovani si allarga, e abbiamo bisogno che questi meno giovani non siano un maggior costo, basta, ma siano una ricchezza che permane all'interno della collettività. E proprio queste notizie che ci diceva adesso il direttore di una banca cooperativa, fortunatamente, serve a questa visione allargata di una società che innalza la sua soglia in termini di presenza operativa anche per coloro che sono meno giovani. E da questo punto di vista io credo che tutto il sistema della telematica diventa utile.
è l'osservazione che è stata fatta prima, questa diversa sensibilità nel rapporto tra il ragazzo e il super adulto, superando le barriere psicologiche che una volta esistevano, diventa essenziale, perché ci si mette molto di più alla pari. Non c'è chi deve imparare e chi deve insegnare, perché c'è una capacità di entrata e in uscita per tutte e due. E questo diventa un elemento di ricchezza fondamentale nel divenire. Prima, quando Alberto ci ha detto, di fronte alla domanda se vuol fare il politico, ha detto non so ancora. È una cosa bellissima. Non è escluso intanto. Quando è già una un bambina di buon 9 punto di anni ci partenza. dice che si parla di responsabilità nel Consiglio dei ragazzi, in una società che vive i problemi che stiamo attraversando oggi, significa che noi abbiamo nei giovani e nei ragazzi gli elementi della speranza del domani. Io la interrompo solo un attimo a proposito di speranza, perché abbiamo una telefonata in linea, se non sbaglio. Pronto? Pronto? Buonasera. Parlo da Mestre. Una cosa riguardo le responsabilità. Sì. Intanto come ti chiami? Sei giovane dalla voce. Sì, ho 15 anni. Bene. E ti chiami? Federico. Federico. Ciao, intanto grazie di aver chiamato. Niente, appunto, riguardo la responsabilità appunto sul web, no? Sì. Perché appunto tutte le cose che noi mettiamo diventano un po' proprietà di tutti e sono utilizzabili e osservabili da tutti. Quindi questo mezzo che è Facebook e che noi utilizziamo per pubblicare le nostre cose potrebbe anche essere utilizzato per fini, così diciamo, non proprio Ma tu lo adatti. usi? Scusami, tu lo usi Facebook? Sì, ma molto poco. Ma per esempio pubblichi le così foto? come una cerchia ristretta di amici. Tu per esempio pubblichi le foto, così facciamo un piccolo esempio? No. Perché qualcuno ti ha detto di non pubblicarle? Io ho avuto un incontro molto istruttivo con la polizia postale, che diciamo non è che mi ha fatto prendere una paura, ma diciamo così. Sì, insomma, ti ha aperto gli occhi, ti ha detto stai attento perché non si sa mai. Esattamente. Quindi tu vuoi lanciare un appello perché tutti i ragazzi che ci sono anche non qui... proprio un appello, comunque di stare attenti. Insomma, ci hai aiutato comunque a riflettere su questa tematica qua. Intanto ti ringraziamo, Grazie a voi. Niente, buona serata. Giustamente Elena, hai qualcuno lì che voleva intervenire? Ho raggiunto l'oggione di destra qui. Allora do subito il microfono a questa giovane fanciulla che si alza a favore di telecamera. Allora, anche tu fai parte del Consiglio Comunale, siamo a Mogliano qui, ragazzi, quindi allora raccontaci un po' la tua esperienza, che mi sembra essere un'esperienza tra l'altro pluriennale, quindi ecco. Questo è il 4º anno. Guardiamo di qua, ok. Com'è andata in questi anni? Che cosa hai vissuto all'interno del Consiglio Comunale? Intanto è bellissima, è un'esperienza che diciamo che consiglio a tutti i giovani che magari adesso ci stanno guardando. E in più, noi abbiamo avuto anche stretti rapporti con i NAZ, che sono un'associazione di ragazzi, bambini lavoratori del Sud America, che diciamo che lottano per lavorare, però nel frattempo andare anche a scuola e quindi vivere la vita da bambini. E sì, noi li abbiamo anche conosciuti proprio... Sempre attraverso la vostra attività nel Consiglio Comunale. Esatto. Ti chiami? Margherita. Margherita, qual è stata la decisione più bella, quella che ti ricordi con più soddisfazione presa in questi anni di Consiglio Comunale? Ne abbiamo avute tantissime, non è che ce ne sia una in particolare che dice, quella volta sì siamo stati proprio bravi e ci siamo riusciti, insomma. Intanto per quest'anno stiamo organizzando un social day. Un social day che sarebbe? Sì, praticamente è il 21 aprile, che praticamente la città, compresi soprattutto noi del CCR, facciamo qualcosa per migliorare proprio la nostra città, Mogliano. E quindi, tipo, per esempio, pianteremo dei fiori, faremo un mercatino con degli oggetti fatti da noi, ma anche cose usate. Quindi vi rendete partecipi della proprio vita per migliorare la nostra vostra città. Comunità. E i soldi, diciamo, ricavato, una parte andrà per noi, diciamo, per ricavare dei soldi per noi. Per le utilizzarli anche per le vostre attività. Però, diciamo, un bel po' del ricavato
andrà dato beneficenza. sì, esatto, a Inazza, proprio A la Inazza, nostra... proprio Nazper, che Sì, salutiamo, esatto. insomma, tra l'altro. Senti, come chiedevo a Thierry, vi sentite ascoltati poi quando fate delle proposte agli adulti? Beh sì, intanto io personalmente mi sento, non so, mi sento tipo importante. Questo è bello, perché, no? Vi esatto. sentite protagonisti? Sì. Fisicamente però, anche non solo Sì, virtualmente. infatti di solito abbiamo anche delle riunioni nella sala consigliare, proprio con diciamo, quindi il proprio consiglio... quella ufficiale, Sì, diciamo. esatto, Senti, cioè- ultima cosa, ma e la rete, cioè usare la rete, il web, anche per vedere i lavori degli altri consigli comunali, è utile? Lo usate? Lo riuscite a... Beh, noi sì, abbiamo anche il nostro sito dove i nostri coordinatori si occupano, mettono anche delle nostre immagini, in più noi abbiamo anche nel giornale della nostra scuola, mettiamo sempre le nostre immagini, un nostro articolo. E sì, per me è sempre una buona cosa usare il web utile. perché per esempio per fare delle ricerche scolastiche, cose del genere è molto utile. È molto utile. Però sempre... Tu usi Facebook? No. Non hai un profilo Facebook? No. Vabbè, seconda media però, vero? Sì. Va bene. Poi Allora, torniamo qua, ancora. Dopo riprendo la torniamo. parola io. Volevo fare una domanda a Tesserin, ma prima passo la parola ad Andrea, che nel frattempo, proprio in perfetta sintonia col 2.0, sta anche, posso continuare a dire cincionando a proposito sempre col cellulare, Facebook e tutti i nostri social network. Beh, sto facendo la diretta su Facebook Esatto. della nostra trasmissione. No, volevo unire i due interventi, questo qui da noi e quello al telefono del ragazzo prima, e unire un po' i due aspetti, perché il ragazzino prima ci ha detto no, forse è pericoloso mettere le cose su internet, le foto e questo e quell'altro, mentre qua sentiamo no, vanno messe. Allora, anche qua io tornerei a sottolineare questa cosa. Non possiamo dire che sia pericoloso metterle, come non possiamo dire che sia non pericoloso metterle. Allora facciamo una riflessione, abituiamo i nostri figli, abituiamo i ragazzi a scegliere con oculatezza quali foto mettere. Tanto per darvi un'idea, io ho i collaboratori del mio centro, quando mi mandano, i futuri o i promessi collaboratori del mio centro, quando mi mandano un curriculum via mail, la prima cosa che faccio è vado a vedere su Google, che è il motore di ricerca di internet, vado a vedere i loro profili, vado a vedere che cosa dice Google, vado a vedere il loro profilo di Facebook. Se io trovo delle foto nel loro profilo di Facebook che non sono idonee a quelle che sono le caratteristiche che devono avere i miei collaboratori, queste persone vengono scartate. E questo succede molto spesso, quindi pensate che cosa vuol dire questo. Chiaramente un bambino di 8 anni, un ragazzino di 12, magari queste riflessioni non le fa ancora, però noi siamo adulti e affiancando i ragazzi possiamo aiutarli a prendere questa decisione. Per i ragazzi un po' più grandi, quindi sicuramente 15, 16, 18, 20 anni, incominciare a pensare questo in un'ottica un po' più, diciamo, a lungo termine. Pensare che oggi la maggior parte delle aziende, io parlo soprattutto delle aziende europee, fanno queste scelte partendo dai curricula che sono online e quindi garantire questa sorta di insegnamento ai nostri figli in modo che loro possano scegliere bene proprio con responsabilità che cosa offrire alla rete. Tutto quello che viene messo in rete resta sempre. Una volta, rubo altri 30 secondi, sì. Una volta il problema, se ci pensiamo bene, partendo dalle biblioteche alessandrine, il problema era conservare i dati, no? I libri. Pensate a quello che hanno fatto molte guerre, bruciando i libri, pensando di bruciare la cultura dei popoli. Oggi è esattamente il contrario, il problema diventa invece cancellare i dati, perché la maggior parte dei dati che sono messi in rete, essendo digitalizzati, restano lì. Allora direi che più che criminalizzare le cose, incominciare a pensare che la cosa migliore è educare i nostri figli e noi stessi a scegliere che cosa mettere in rete. A questo proposito, Franco, chiedo proprio a te, la scuola può essere, perché i professori sono spesso anche genitori, comunque ai professori i ragazzi chiedono anche informazioni, spiegazioni e regole anche per quanto riguarda i social network. Come la scuola è preparata da questo punto di vista? Allora, bisogna dire una cosa, di fronte a queste problematiche la risposta è una per tutti, dobbiamo crescere insieme. Crescere tutti insieme. Una volta si pensava alla crescita per i minori fino all'età di 20 anni, poi la cosa finiva. Oggi dobbiamo crescere tutti perché dobbiamo ricollocarci in un mondo completamente diverso. Le regole non sono definite ancora, sono molto fluide. Pensate solo quando i ragazzini scaricano tonnellate di file MP3 in forma del tutto illegale, no? Questo sì, dice che c'è un'illegalità, ma dice anche che quella regola non riesce più a stare in piedi, bisogna cambiarla, bisogna fare qualcosa di nuovo, condividere insieme, costruire insieme una nuova regola
e poi applicarla perché insieme la vogliamo sostanzialmente. Questo è il primo dato. L'altro dato è che crescere insieme perché? Perché i nostri ragazzi oggi hanno delle competenze che possono trasferire ai genitori. Questa è una cosa completamente nuova. Non è tanto il discorso dei digital native, non ci sono ancora i digital native, perché i digital native dovrebbero essere immersi in qualcosa che è Web 2.0 e anche di più. Il Web 2.0 più o meno si consolida nel 2004, al massimo avrebbero 8-9 anni oggi digital native, ma sta di fatto che poi per essere digital native non solo dovevano avere gli strumenti a disposizione, ma anche i genitori già digitali, e non è sempre vero evidentemente, e anche i fratelli più grandi già digitali, quindi non enfatizziamo questa cosa. I ragazzi stanno crescendo anche faticosamente in un mondo che cambia in maniera molto veloce, anche noi con loro dobbiamo crescere evidentemente e dobbiamo capire esattamente che cosa è lecito fare e che cosa non è lecito fare, deciderlo insieme. La scuola deve assolutamente aiutare, perché voi pensate questa cosa di cui stiamo parlando è la società della conoscenza, che non è qualcosa che dovrà avvenire, è già qua, siamo noi che non siamo ancora pronti a questa società e dobbiamo collegarci al suo interno. La scuola è estremamente importante da questo punto di vista perché può portare evidentemente conoscenze, competenze, area di dibattito e di discussione, rimettere insieme i genitori con i bambini, rimettere insieme gli anziani con i bambini evidentemente, sfatare miti come appunto quello del digital divide, dei nativi digitali a tutti i costi, come dicevo prima, ma anche come dire, il ritenere i bambini capaci di fare tutto, loro sanno smanettare, lascio che facciano loro, non dovete essere pigri, dovete imparare insieme a loro, perché voi siete importanti come adulti, non avete perso il ruolo di adulti, né voi docenti né voi genitori, e dovete capire come si gestisce il canale e farvi aiutare dai figli senz'altro, ma imparare a farlo per vivere in forma digitale e poi imparare a farlo perché dovete esercitare le vostre capacità di adulti attraverso quel canale e creare gli elementi della crescita, che voglio dire costruire capacità di autonomia. Da questo punto di vista, attenzione a non togliere tutti i rischi ai minori e ai bambini. Se vivo in un mondo dove rischi non ci sono, non capisco. Quando me li troverò davanti sarò fregato, di brutto, ci cascherò in pieno. Allora, in maniera controllata e progressiva, io devo imparare ad affrontare i rischi. Gli esempi che sentivo prima di presenza dei genitori sono importanti, bisogna che però progressivamente si acquisisca sempre più autonomia, evidentemente. Questo è importante. Elena, hai anche degli sms? Ci sono degli sms che leggiamo, altrimenti poi si accumulano. Il primo potrebbe essere sia per Torcellana, ma anche per Bertocco. Insomma, i programmi per la navigazione guidata e protetta sono sicuri? Sono efficienti? Ci chiede un ascoltatore, un telespettatore. Quindi immagino siano quei programmi che anche in assenza di un adulto permettono una navigazione sicura o protetta ad un minore. I social network servono per abbattere le distanze fisiche, ma spesso i ragazzi li usano per evitare i contatti fisici che ritengono troppo impegnativi. Tramite SMS si innamorano, si amano e si lasciano. Questo è un peccato. Lo rilanciamo insomma anche ad Andrea Sales in questo caso. I genitori devono stare al passo con la velocità della rete, altrimenti non riusciranno più a dialogare con i propri figli, scrive qualcun altro. Però qualcun altro dice anche, si parla molto di navigazione e di web e di comunicazione, ma non è il caso di ascoltare un po' di più i nostri ragazzi? Anche questo è un altro elemento che emerge. Per gli assessori che sono presenti, le istituzioni si virtualizzano, non c'è però il rischio di creare una società in ciabatte? E poi qualcun altro dice per i nonni, per esempio, riuscite a fare qualche cosa? Perché i nonni stanno molto di più con i ragazzi quasi rispetto ai genitori, anche loro devono mettersi un po' al passo, che è un po' il nonno della copertina che abbiamo visto questa sera. Questi sono alcuni degli stimoli che arrivano attraverso gli sms che vi invito a mandare al 392 666 0099 se la partecipazione virtuale è appunto secondo voi positiva, lo è sicuramente, ma anche qualche volta crea delle difficoltà. Questi sono un po' Sì, esatto, Elena, reale e virtuale, come al solito sembra che siano sempre questi due mondi che si scontrano. No, io più che scontrarsi direi, userei una citazione a me molto cara che dice che tutto ciò che genera effetti di realtà è reale.
Quindi cosa intendo dire? Intendo dire molto semplicemente che se io in questo momento con il mio iPhone sto scrivendo su Facebook e scrivo che siamo qua e una persona mi scrive sei un cretino e io ci resto male, vuol dire che quella cosa lì comunque ha generato un effetto in me e io non so chi sia questa persona, ma comunque genera un effetto reale. Allora, più che virtuale e reale, distinguiamo tra le cose che sono concrete e tangibili, che sono diverse, perché è ovvio che guardare una persona negli occhi è un'altra cosa, è ovvio che toccare una persona è un'altra cosa, però non voglio dire che sia meglio o sia peggio, diciamo, facciamo una distinzione diverso, non giusto, sbagliato, meglio, peggio, sono cose diverse. Allora sì, questo può avere un senso, perché purtroppo andando a sostenere che è meglio questo e meglio quello, diventiamo un po' troppo autoreferenziali, no? E autocentrati. Pensiamo che, ma quando io ero giovane era diverso. Sì, era diverso, no? Era meglio, perché se no io sono il portatore della verità, non lo trovo corretto, no? Come per i nostri genitori noi facevamo delle cose inaudite rispetto a quello che facevano loro, cioè è un po' un circolo. La differenza vera è che oggi, nella società di oggi, il cambiamento è molto più veloce, perché se ci pensiamo bene, i cambiamenti tra le generazioni che hanno vissuto i nostri bisnonni, con i nostri nonni, con i nostri genitori, sono stati dei cambiamenti graduali, ma abbastanza omogenei. Il cambiamento che stiamo vivendo noi oggi, con questo avvento tecnologico, è un cambiamento molto molto più rapido e quindi dobbiamo avere un'elasticità diversa. E come si diceva prima, correttamente, io condivido assolutamente la lettura fatta prima, dobbiamo affiancare i nostri figli in questo percorso perché cresciamo anche noi, non sono più i figli che crescono e noi stiamo lì a guardarli e li cresciamo noi, no, a volte sono anche più pimpanti, più svegli di noi, ma soprattutto sapere anche che ci saranno delle volte che loro vivranno delle frustrazioni o dei timori, delle paure, fa parte della vita, anche noi abbiamo fatto le nostre fesserie facendo i nostri errori, insomma credo che sia importante a maggior ragione che loro però abbiano degli strumenti solidi, valutativi. Ecco, Assessore, la promozione di corsi, per esempio, per genitori piuttosto che per i nonni, piuttosto che appunto per la collettività a livello di imparare ad usare questi strumenti per poi essere alla pari con loro, con i ragazzi. Sì, allora, ci vogliono risorse, lo sappiamo. Beh, però, allora, a parte le risorse, perché a volte la mancanza di risorse è anche un alibi, no? Cioè a volte non si fanno le cose perché mancano le risorse. Ci sono, io dico sempre, le risorse umane che ciascuna comunità offre, le persone, gli studenti. Qui nel nostro comune abbiamo proprio degli esempi concreti dei ragazzi che si sono messi a disposizione della comunità per offrire le loro competenze. Qui ho l'assessore alla cultura Moretti che può confermarlo, si stanno facendo dei corsi di alfabetizzazione informatica dentro ai centri Hauser, dentro ai centri per gli anziani, no? Per collegarsi poi alla sensibilizzazione che si fa per come si naviga in internet o come si deve navigare, no? Con la fondazione si sta organizzando questo incontro che si chiama Bimbi in Rete e che abbiamo comunicato alle scuole e a tutte naturalmente le associazioni, quindi con tutti coloro che hanno contatto con i giovani. Questo significa responsabilizzare una comunità. Cosa costano queste cose? No? Costano l'impegno di realizzarle e di farle. Dopo ci sono delle cose che si possono fare e delle cose che non si possono fare. Allora io dico, facciamo quello che si può fare però, non facciamo nulla. Certo, questo è l'importante. Sì. Appunto, a proposito di partecipazione anche reale, quindi non solo in rete, volevo sentire anche Anna Zampieri, consigliere dell'Azione Cattolica di Treviso, perché il gruppo è importante anche il rapporto interpersonale tra i ragazzi. Sono sia educatrice ACR della parrocchia di Santa Bertilla Spinè, appunto come hai detto bene, consigliera diocesana dell'ACR di Treviso. Ecco, sì, io credo che appunto anche noi certo ci serviamo dei mezzi tecnologici, magari appunto... Avete il profilo Facebook? Allora, direttamente no, la parrocchia di Santa Bertilla sì, non come ACR, poi c'è un sito nazionale, c'è il sito diocesano, quindi anche dove i ragazzi possono utilizzarlo esattamente come strumento di partecipazione, quindi intervenendo, pubblicando
le loro opinioni, ecco. Però credo che appunto a volte, no, quello che penso io è che a volte appunto ci venga molto più facile, no, per comunicare più in fretta, per raggiungerli tutti più velocemente, allora mandare la mail, mandare l'SMS, però allora credo che noi, cioè, per primi, ecco, in quanto educatori, dobbiamo veramente accompagnarli, ecco, ed educarli alla scoperta di quelle che sono veramente relazioni concrete, che non vuol dire accantonare l'uso della tecnologia assolutamente, perché appunto anche noi ci serviamo. Però io proprio. faccio lavoro quando magari andate a fare le settimane d'estate, i cellulari sono banditi? Sì, i cellulari perché? sì, appunto perché insomma vogliamo un po' toglierli, ecco, dalla realtà di tutti i giorni, ecco, e vedere che insomma è bene anche a volte insomma prendere fiato da questo tipo di strumenti, ecco, per vivere le relazioni proprio concrete e quotidiane. Stanno meglio poi i ragazzi, li vedi che stanno meglio? Sì, dopo per carità fanno sempre tutti i loro sotterfugi, insomma c'è sempre una perquisizione delle camerate, insomma, per accertarsi che, però insomma sì, no, più che altro veramente credo che noi siamo chiamati proprio a dare loro non gli strumenti più sbrigativi, ma a rapportarci a loro con quelli più qualitativi, quindi anche penso a fare una proposta quanto è diverso piuttosto che mandare la mail, presentarci a casa, anche quindi il rapporto poi con loro, con i genitori, per farsi conoscere, ecco, per far vedere che ci stanno a cuore e che ne abbiamo cura, ecco, questo è importante da dire. Allora, noi ti ringraziamo, ci fermiamo per l'ultima volta, diciamo, per una piccola pausa pubblicitaria, quindi avete l'occasione, gli ultimi 25 minuti circa, per intervenire anche con SMS e telefonate in diretta, oppure appunto scrivere qualcosa su Facebook, come sta facendo il nostro buon Andrea Sales. Ci vediamo tra pochissimo. Ultima parte di Fatti Nostri la Piazza, questa sera in diretta da Martellago, dalla Fondazione Banca Santo Stefano. Giovani 2.0 partecipazione virtuale, questa è la domanda che abbiamo posto a voi telespettatori, ma anche ai ragazzi, ai genitori, agli insegnanti e agli assessori che sono in sala questa sera. Io volevo partire tra l'altro con i ragazzi che facevano finta di fare i giornalisti, ma a loro do subito la parola a questo punto, vi do il microfono che volete tenere in due. Vi chiedo intanto di che scuola siete, quanti anni avete, presentatevi a favore della telecamera. Allora. Ciao, mi chiamo Sebastiano e io sono Andrea e veniamo dalla scuola Totti dal Monte, via Gagliardi, perché ce ne sono due. Di Mogliano Veneto. Mogliano Veneto, ok, perfetto. Siete consiglieri comunali anche voi? Sì. Tutti e due? Tutte e due. Da quanto tempo? Io ho 4 anni. Addirittura? Sì. E io 2 anni. Quindi esperienza ne avete a questo punto? Sì. Cioè potreste anche insegnarla, diciamo, ai prossimi? Sì, dai. Ma per esempio... Lui un po' di più. Lui un po' di più, certo, perché 4 anni. Ma per esempio, per essere consigliere comunale di ragazzi, che cosa bisogna saper fare? Che cosa bisogna... Dici? Bah. Io, nel tuo se piccolo... devo dire la verità, mi hanno eletto in quarta elementare per sbaglio. Ah, e già questo, diciamo, è perfetto. Sono molti politici. Vabbè. No, perché io mi ero eletto perché credevo che fosse una cosa... Così per giocare? Ma invece poi mi sono ritrovato... C'è una roba seria. A fare cose che manco sapevo che esistessero, quindi... Perfetto, però un buon punto di partenza. Ma alla fine ti è piaciuto? Ma sì, molto bello. Un'esperienza che consiglierei a tutti i ragazzi di quarta, quinta, prima e seconda. Secondo me tu allora il politico lo vuoi fare da grande. No. Sei sicuro? No. E perché? Adesso dici perché anche. Vuoi cercarti un altro lavoro? Perché mi interessano altre cose. Tipo Facebook 2.0 web? No, io se devo dire la verità sono iscritto a Facebook, però non lo uso più di tanto. Come mai? Perché secondo me Facebook si deve usare, cioè non si deve, si può usare, però non deve portare via tempo libero che puoi dedicare agli amici o
ai tuoi cari. Quindi sei sicuro che non vuoi fare il politico? Perché secondo me saresti bravo, eh? Secondo me sì. Quindi secondo me si può usare una mezz'oretta al giorno, però poi bisogna uscire e fare i compiti ovviamente. E qua hai preso un sacco di voti. E l'altro consigliere? L'altro consigliere? Vai, tocca a te. Secondo me Facebook, diciamo che è 50-50, cioè 50-50, allora io non lo uso molto perché lo uso per giocare e chattare con gli amici. Le altre cose non mi interessano perché alcune volte sono perdite di tempo e quindi... Ma per esempio sul web, al di là di Facebook, di Twitter, YouTube per esempio lo usi? Sì, alcune volte. Scarichi la musica? Sì, così. Dai, diciamo così. Che cos'è che guardi nel web, in rete? Cioè, alcune cadute che fanno ridere, cose da pubblicare che siano divertenti, che non disturbino, cioè che non danno fastidio. Ascolta, nel consiglio comunale vostro di ragazzi il web l'avete usato? Sì, abbiamo una pagina web e io stavo... Aspetta, il microfono perché sennò non si sente? Avete una pagina? Avevo proposto l'idea al CCR di fare un profilo Facebook proprio del CCR di Mogliano, però purtroppo non è stata accolta. Bocciata, niente da fare. Abbiamo qui un piccolino, ti alzi in piedi? No, intanto. Guardiamo di qua, guardiamo di là. Dove vuoi tu guardare la telecamera? Come ti chiami? Giancarlo Angi. Giancarlo, anche Sì. tu fai parte del Consiglio Comunale dei Sì. Ragazzi di Mogliano, giusto? E allora raccontaci la tua esperienza, come sta andando? Bene? Bene, sì. E cosa state facendo in questo momento? Stiamo pensando alle cose per migliorare Mogliano, perché ha un bel po' di problemi in certi punti. E allora cerchiamo di trovare delle idee per migliorare Per dare dei consigli sì. anche agli adulti, giusto? Sì. Senti, ma tu a casa lo usi internet, per esempio? Usi il Sì. computer? Lo usi con i tuoi genitori, da solo? Da solo. Da solo. E che cosa vai a cercare di solito? Fai dei Faccio giochi? Sì, anche faccio delle ricerche su internet. Le ricerche su internet? Sì. E riesci a farlo da solo, Sì. quindi? Quindi sei bravo, ormai lo sai usare bene, ok? Ma per esempio con i tuoi compagni consiglieri su internet che cosa mettete? I verbali delle vostre riunioni, quello che avete discusso, cosa fate? Di solito io non faccio sul computer con Mogliano, però... C'è chi verbalizza e Sì, lo mette, credo, insomma. credo di sì. Quindi è più una discussione personale, fisica che fate tra di voi, Sì. allora. Bene. E ti senti importante al Consiglio Comunale? Normali. Normale, ti senti bene, partecipativo e normale, bravo, grazie. Chiudo con Elena, il... Sì, prendo io un attimo la parola. Prendi perché di ho là, poi due torniamo di ragazzi, qua e un ragazzo vado una ragazza da- che hanno in mano, tra l'altro magari se le mostrate, perché abbiamo il Presidente, non vorrei mai togliere la parola al Presidente, per carità, non sia mai l'autorità esclusiva. A chi do il microfono però? A te? Che cosa avete in mano? Giusto per... questi sono dei fogli che ci eravamo preparati per un discorso lunghissimo, sì, che esatto. però riusciamo a sintetizzare. Esatto. Che gran parte, la mia parte vabbè, l'ha detta già il Presidente prima, cioè le cose più importanti che siamo riusciti a fare in questi anni, cioè a proporre al Consiglio dei grandi. E sono state la piscina di Maerne, le piste ciclabili e un mercatino per raccogliere fondi sempre alla stessa associazione dell'altro bambini che comune avevamo che detto. sono i NAZ. E basta, a proposito dei blog, sì. noi... È vero, anche questo non abbiamo trattato i blog, ma fanno sempre parte del 2.0. Sì, ok. Noi a scuola mia abbiamo con il professore di tecnologia, il professore Dan, e abbiamo aperto un blog che si chiama didatticamente.net, dove ogni rappresentante ogni membro della classe, chiunque vuole, può entrare e iscriversi, e dopo là dentro ci sono vari giochi, ci sono le lezioni che abbiamo fatto a scuola e si può anche chattare ogni tanto. Ah, questa è una bella cosa.
Allora, la nostra ragazza, tra l'altro, io ti faccio una domanda e poi vediamo se magari gliela puoi fare anche a loro. Ma tu che cosa chiederesti ai grandi, ai politici che sono lì seduti? Per esempio, una cosa che ti viene in mente? Quello che magari il Consiglio Comunale dei Ragazzi spesso pensa, dice miseria, dobbiamo chiederlo all'assessore, al sindaco, ci deve ascoltare. Difficile? Non ti viene in mente così su due piedi? No, non mi viene in mente su due piedi. Vabbè, non importa. Tu ci volevi dire un'altra cosa? Sì, volevo dire quello che facciamo al CDR, che noi discutiamo e proponiamo al sindaco delle proposte che può, per esempio quella della piscina, che magari approva o no. La maggior parte delle volte le hanno approvate? Beh... Oddio. Oddio. Diciamo che io sono qui da 2 anni, quindi non saprei, cioè... Lo storico non lo conosci, Esatto. Comunque la maggior parte delle volte ci ascolta, vede cosa può fare e magari lo fa. Ascolta, Presidente, tutto a posto? Più o meno. Aspetta un attimo perché abbiamo qua... Scusami, eccoci qua. Più o meno perché? Perché più delle metà delle proposte non le hanno accettate. Quindi qua la voce della verità. Il Presidente la per voce della qualcosa. verità. E quindi che fare? Dovremmo noi provare a dare meno proposte e loro ad accettarne di più. E forse anche a venderle meglio le proposte. Potrebbe essere. Sì. C'è il tuo... Appunto, potrebbe essere chiederne meno, però magari sapendo che non tutte le cose si possono fare perché... Mancano i soldini anche. Esatto. Infatti mi pareva un po'. Noi dovremmo cercare di chiedere qualcosa che sia utile, non qualcosa che ci piacerebbe. Così. C'era un mio compagno di classe che voleva fare uno zoo, che non c'entrava niente. È un po' più complicato, Cioè cose così, insomma, cose che servono anche agli altri. Sì, infatti non è proprio il caso. Elena, tu hai qualcuno lì? Io passiamo dai ragazzi a un dirigente scolastico invece, Giancarlo Cavinato, dirigente scolastico del Da Vinci. Allora, che è un po' anche il papà, se vogliamo, dei consigli comunali dei ragazzi, di quelli che stiamo ospitando questa sera. Beh, devo dire che lavorare in questo senso fra scuola e extrascuola ringiovanisce molto. Sì, questo è positivo. I bambini, i ragazzi hanno energia. Un'idea, sì, delle ipotesi, delle immaginazioni, delle rappresentazioni della realtà che sono molto utili per noi adulti, perché ci fanno proprio spiazzare il punto di vista, cambiare il punto di vista, arricchirlo. E devo dire che lo scopo del Consiglio dei Ragazzi primario è di far interagire i ragazzi con i ragazzi, oltre che con gli adulti, e quindi devono sentirsi rappresentanti non di se stessi o della propria famiglia o della propria situazione, ma ampliare un po' il raggio visivo. Perché questa età, dai 9 ai 13 anni, 12 anni, che è rappresentata qui in questi consigli, ci dicono molti psicologi che è fondamentale proprio per la costruzione della cittadinanza e della democrazia, e quindi è il modo per dare dignità e voce ai ragazzi che hanno bisogno di avere dignità e voce, ed è un'istituzione che loro creano, quindi la creano per tentativi. Certo. Non nasce da altre esperienze, non c'è nessuna esperienza pregressa, bisogna costruirla insieme. E Giancarlo, le chiedo però una cosa, quindi lei ha parlato di partecipazione, ma allora in questo caso la e-democracy, cioè la partecipazione anche virtuale, li aiuta, li stimola questa partecipazione attiva? Quella può essere un ottimo mezzo di comunicazione, di interazione, di documentazione, di ampliare appunto il punto di vista, se c'è alla base tutto il resto, cioè se gli adulti sono benevoli e autocritici e sanno accogliere, se tutti collaborano in una comunità, ci vuole molto, molto spazio democratico intorno. Certo, grazie. Questa è una cosa molto interessante, la e-democracy quindi parte, se c'è una base però di democrazia vera prima. Infatti Elena, io volevo proprio sapere, partire da questa provocazione tra virgolette sulla democrazia. Ci sono le nostre 2 ragazze che volevano intervenire. Siete 2 consigliere comunali? No, però siete 2 studenti. Sì. E volevate raccontarci? Allora, mi chiamo Irene e io Isabella.
e volevamo raccontarvi di cosa ci pensano i consiglieri che abbiamo in classe. Allora, all'inizio ci dicevano le proposte che avevano fatto, che una era per esempio mettere la cosa, quella là per mettere le bici. La rastrelliera per le bici? Esatto. E anche aggiustare i muri delle classi, perché a scuola i muri sono tutti rotti e quando piove c'entra l'acqua in classe. Questa mi sembra già buona. Ma quindi voi praticamente fate delle proposte ai consiglieri, i consiglieri a loro volta le elaborano, diciamo. E siete soddisfatte del lavoro fatto fino adesso? Molto. Molto. Quindi la prossima volta farete voi le consigliere? Non so. Non è detto. Se vengono elette, dice lei. Mi date un attimo il microfono? So che Tu per esempio sei consigliera? Sì, sono consigliera del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Olmo di Martellago, e per me questa è un'esperienza importante, anche perché ci sono molti progetti che abbiamo esposto al sindaco e agli assessori, e alcuni sono in via di sviluppo, però ovviamente mancano i soldi perché mi sembra un must questo. Sono progetti abbastanza costosi, per esempio la pista ciclabile in via Frassinelli, che è un posto dove abitano molti miei compagni anche di scuola e fanno fatica a venire a scuola. Ma ascolta, tra di voi litigate? Perché spesso in politica si vede che litigano. Voi litigate? No, è un clima abbastanza felice, sì. Non vi scontrate perché magari avete idee divergenti? Non tanto, ogni volta, qualche volta, ma non sempre. Quindi questo è importante, assolutamente. Allora, dopo aver sentito tanti ragazzi, Elena, non so se ci sono sms o qualcosa del genere. C'è un sms che girerei subito ad Andrea Sales, che è un telespettatore chiede se c'è il rischio di dipendenza da internet e da navigazione, per esempio. Poi c'è un genitore che chiede se c'è un tempo massimo minimo per lasciar utilizzare il computer e il web ai propri figli, e c'è anche un altro genitore che girerebbe una domanda dei genitori, se c'è qualcuno che ha voglia, per capire come interagiscono appunto durante la navigazione dei loro ragazzi, perché non è così semplice. C'è di rischio dipendenza da internet? Se vi interessa, una mattina lavorando con dei ragazzi di terza superiore, chiedendo loro quali sono le dipendenze, hanno trovato 63 dipendenze, tra le quali la dipendenza dalla Nutella, per esempio, che è gravissima. A giudicare dalle pance di noi seduti qua è una cosa grave. No, dipendenza cosa significa? La dipendenza non dipende dallo strumento, dipende dall'atteggiamento della persona. Quindi torniamo un po' al discorso fatto prima. Io posso essere dipendente dal telefonino, dall'automobile, dal gioco d'azzardo, dai cavalli, dal sesso e da qualsiasi cosa. Quindi dipende da quanto io sono abituato ad avere un pensiero autonomo e capace quindi di darmi un tempo e un confine. Questo sicuramente. Poi credo che sia anche una questione di abitudine e di valori familiari, chiaramente, perché anche qui prima si parlava di stare mezz'oretta su Facebook perché poi nella vita reale le amicizie c'è stato un applauso, ma io credo che in realtà i rapporti oggi si possano coltivare con strade diverse, con modalità diverse. Ci sono ragazzi che non riescono a socializzare nel quotidiano, nel cosiddetto reale, e che usano internet per sviluppare la loro socialità. Teniamo conto anche di questo, cioè evitiamo una generalizzazione così un po' banalotta e semplice, dire sì, perché sennò nella vita io faccio lo psicologo e tante volte mi trovo a rapportarmi con persone che faticano a guardare gli altri negli occhi e che quindi magari hanno la possibilità di sviluppare le loro esperienze anche con altri strumenti. Quindi incominciamo a pensare a tutti i lati possibili e immaginabili della cosa, quindi è un po' diverso, insomma, ecco, questo intendo. Certo. Tra l'altro c'è la platea che si sta scaldando, ovviamente come sempre alla fine, i ragazzi abbiamo che altre tremono. testimonianze, ce la facciamo. Allora, velocemente, in piedi, a favore di telecamera, Consiglio Comunale dei Ragazzi attivo, e chi c'è stato ma continua a mantenere i contatti. Lo cominciamo da chi è consigliere in questo momento. Sei? Giovanni Funziona, Bonifacio, Giovanni. Della scuola Totti del Monte di Via Gagliardi a Mogliano, e sono CCR da 3 anni
Cosa ti piace di più di questo CCR, come lo chiamate voi? A me piace soprattutto partecipare per il bene di tutta la città e per renderla migliore dal punto di vista di noi ragazzi. E se tu immagini che una delle decisioni che poi il Consiglio degli adulti prende è partita anche da uno stimolo tuo o dei tuoi coetanei, cosa ti fa provare questo? Una grande soddisfazione. Quindi insomma c'è impegno, però c'è anche un ritorno di soddisfazione. Tu usi poi il web anche per te personalmente? Lo usi? Sì. Per cosa lo usi principalmente? Ricerche, comunque guardare le cose che mi interessano. Delle cose che ti interessano. Navighi da solo di solito a casa? Sì, da solo. Navighi da solo. I tuoi genitori si fidano della tua navigazione responsabile. Chi c'era invece al Consiglio Comunale ma mantiene i contatti? Allora, io sono Fabia ed è da 6 anni ormai che facevo parte del CCR fino all'anno scorso che ero in terza media. Ora sono in prima Sei alle superiore, superiori? e però continuo ad assistere, diciamo, a questi incontri E del questo perché? CCR. Perché ti eri affezionata Sì, anche sia- perché ormai era una realtà che... Sì, perché mi ero affezionata a tutti, anche i ragazzi del CCR, anche se poi cambiano in continuazione, diciamo, ogni anno, e sia perché mi piace partecipare e, diciamo, sapere quello che pensano anche, non proprio i miei coetanei, però quelli che hanno all'incirca la mia età. Certo, sei passata alle superiori, quindi è un passaggio anche un po' così personale, di grande cambiamento. Come con i compagni di classe, per esempio, come utilizzate il web? Vi sentite poi anche al di là dell'orario scolastico, magari via Skype piuttosto che Facebook? Allora, io non ho Facebook. Non hai il profilo No. Facebook, i tuoi compagni? I miei compagni, allora, alle medie c'era molta più gente che aveva Ah, sì? Facebook. Alle sì. medie piuttosto che alle superiori? Allora, tutta la classe alle medie aveva Facebook, mentre adesso all'incirca la metà. Sì. Non ti incuriosisce però No, la cosa? a me non so perché, però diciamo che far sapere i miei fatti agli altri non ti va? No. Oh, e allora continua. alla Aspetta fine ancora no. un altro po'. Allora noi... No, a me piace, più che altro anche avere dei rapporti, diciamo, reali con la gente, Quindi con incontrarti i miei, sì, fisicamente. e vedo anche che rispetto ai miei compagni delle superiori, adesso io della mia nuova classe, non si basano solo su come era invece alle medie, su Facebook, e quelli delle medie dicevano che era tutto per loro Facebook. Quindi Invece, sei un po' maturata, sì, cioè in questo senso sì, i più grandi sì. maturano un po' e quindi hanno un rapporto anche magari più, non lo so, responsabile con il Sì, web. sì. Va bene, grazie. Allora Poi- Elena, riprendo la parola io e la passo a due altre ragazze, ma nel frattempo voglio preparare i nostri 4 professori, ormai li ho definiti così, perché vorrei che in chiusura di puntata ci lasciaste con un breve messaggio, quindi 140 caratteri se non sbaglio, tipo Twitter, 160, ho sbagliato, 160, I'm sorry, 160 caratteri, così, per definire questa serata e quello che avete raccolto da questa serata anche nel confronto con i ragazzi. Quindi pensateci mentre io passo il microfono. So che c'è l'altra ragazza che non aveva parlato. Io sono Seida. E lei? Aurora. Che cosa ci volevi dire, Aurora? Seila l'abbiamo sentita prima, Aurora? No, Eccoci. prima te. Prima Seila. In questo periodo noi ci siamo dedicati alla responsabilità, come ho detto prima. E c'è anche il sito www.consigliodelragazzi.it dove pubblichiamo i nostri lavori. Quindi possiamo vedere tutto quello che fate praticamente. E poi quest'anno abbiamo fatto anche uno slogan. Rispetto delle regole, più responsabilità uguale sicurezza ovunque. Aurora? L'intenzione è di fare esperienze e riflessioni di educazione alla responsabilità per arrivare all'educazione e alla legalità. L'idea è di diffondere in ognuno la responsabilità per uguale legalità di tutti. Questo è importante, assolutamente. Dici. Volevo dire anche una cosa sul blogger, che il blog Facebook, però noi non ci potremmo neanche scrivere perché ci sono anche dei bambini che senza il consenso dei genitori si iscrivono su Facebook e quindi magari non parlo di una persona precisa ma di Certo. tante persone.
Presenti esclusi. Questo è assolutamente. Presenti esclusi. Allora, Elena, visto, grazie intanto Però hai ai detto ragazzi. una cosa interessante. Sì, esatto. perché c'è qualcuno magari che ha la pulce, ha sentito la pulce nell'orecchio. Famosi 160 caratteri. Da chi comincio? Dall'assessore. Va bene. Allora, io dico, questa serata è stata l'opportunità che ha avuto Martellago, ma che ha avuto anche tutti gli ascoltatori che insomma ci hanno... per ribadire quanto è importante educare tutte... Stiamo superando qua le 3.000, No. Perché è un politico, tutte le istituzioni educative a far rete per educare i ragazzi alla partecipazione della comunità. Punto. Grazie, perché abbiamo quella psicologa che poi ci picchia. Franco? Per me è un grazie ai ragazzi che ci hanno ricordato il principio di responsabilità. Ce lo ricordano anche le tecnologie, ma è una cosa su cui noi italiani credo dobbiamo riflettere molto accuratamente. Voglio dire che ho lasciato ad Andrea un opuscolo stampato dal Corecom, Comitato Regionale Comunicazioni, proprio sul tema dei ragazzi che usano i nuovi sistemi telematici. Lo raccomanderei perché nel sito utile. Volevo però chiudere ricordando che siamo in un auditorium dedicato a una persona importantissima per me, credo per Martellago e di più. Ecco, la comunicazione che oggi i ragazzi ci trasmettono nasce perché alle spalle ci sono altri personaggi, a Martellago e in altri siti, che hanno saputo vedere avanti, immaginando che la società in mano a questi ragazzi può crescere con lo spirito dell'ordine. Grazie con questo messaggio futuribile e presente anche. Andrea? Allora, io ringrazio le persone che ci hanno seguito questa sera, questo non fa parte dei 160. Va bene, ok, perché lo scriviamo una parentesi iniziale. se no non li sprecavo neanche. Dicendo che mi piacerebbe molto che da questa sera andassimo via con una ricchezza che è uscire dalla coppia giusto o sbagliato entrando nel concetto di diversità, perché oggi non conta essere giovani o meno giovani, ma conta essere diversi nel capire che la società è diversa e bisogna avere strumenti efficaci per la società di oggi. Benissimo. 160 caratteri anche da Dollywood, che loro sono abituati alla sinteticità. Beh, speriamo. Allora, io sono il direttore artistico della Dollywood, sono stati tutti bravi qua. Non ho sentito che ci sia nessun direttore artistico, sono tutti consiglieri, sono tutti... Allora, io ho il mio staff, chiedo pubblicamente di essere nominato sindaco di Dollywood perché così avrò un futuro migliore. Non di Dolo, attenzione, di Dollywood. Non vorrei avere problemi con Veneto. No, è già più problematica. Grazie a tutti. Grazie ancora a Ciano e agli amici di Dollywood per le loro copertine. Noi ricordiamo solo che prossima settimana ci occuperemo di tutt'altro argomento, saremo a Padova e parleremo di Chiesa e IMU, tema che è stato molto dibattuto in queste ultime settimane e cercheremo di capire qualcosa di più con gli ospiti che avremo. Allora, naturalmente a me non rimane che ringraziare davvero tutti, mi dispiace che magari non avete parlato tutti o avete parlato poco, ma la democrazia è anche questo, spazio a tutti. In bocca al lupo a tutti i nostri professori alle mie spalle, a tutti i professori reali, ai ragazzi, perché qualcuno magari domani deve andare a scuola e ha fatto già un po' tardi. Grazie davvero a tutti, grazie alla banca che ci ha ospitato, all'amministrazione comunale, e ci rivediamo la prossima settimana. Grazie dell'attenzione, arrivederci.